Benvenuti a Olio Capitale 2025. Siamo all'interno del Generali Convention Center di Trieste per la fiera dedicata all'olio extravergine di qualità. 212 gli espositori presenti per tutte e tre le giornate fino a questa domenica 16 marzo. Arrivano da 18 regioni italiane e anche dalla Grecia. 16 paesi da tutto il mondo portano qui a Trieste anche tantissimi buyer e 176 sono gli oli in gara per il concorso dedicato al miglior extravergine di qualità. 27 i ristoranti coinvolti in tutta la città per proporre piatti con protagonista speciale l'olio extravergine e 12 i bar che proporranno il famoso cocktail. Ma andiamo a scoprire anche cosa succederà in questi 3 giorni. Partiamo dall'inaugurazione insieme ai suoi protagonisti. Anche quest'anno siamo molto onorati e orgogliosi di aver dato il nostro contributo come Associazione Nazionale Città dell'Olio nell'organizzazione di questo straordinario evento, un salone degli oli extravergini di oliva di qualità a livello internazionale, un punto di riferimento per l'olivicoltura italiana, per i tanti produttori, per le tante città dell'olio. Il nostro contributo anche quest'anno con uno spazio istituzionale dedicato sarà culturale. Racconteremo il sistema valoriale che c'è attorno all'olivicoltura proprio per puntare a uno sviluppo sostenibile dell'olivicoltura italiana che passa necessariamente da linee di intervento sulle quali siamo impegnati, dal turismo dell'olio al paesaggio, all'ambiente, alla salute e il benessere. La capacità di comunicare l'olio ai tanti visitatori, un alimento nutraceutico ma che racchiude in sé valori straordinari in termini di paesaggio, di ambiente, di storia, di cultura, di biodiversità. Le oltre 600 cultivar italiane rappresentano oltre il 40% della biodiversità olivicola a livello globale, un patrimonio di inestimabile valore che dobbiamo salvaguardare e valorizzare. Tra l'altro oggi è la giornata nazionale del paesaggio e quindi come dire, il nostro impegno è soprattutto nella lotta all'abbandono, nella salvaguardia di questo straordinario paesaggio olivicolo che è un patrimonio incredibile ma che dà un contributo importante anche alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla salvaguardia degli incendi e alla produzione di cui abbiamo bisogno. Tra l'altro dobbiamo dire, noi dobbiamo puntare a una produzione di altissima qualità nella valorizzazione degli oli extravergini di oliva, delle tante DOP, delle tante IGP, dei tanti territori italiani di cui le città dell'olio sono orgogliose perché rappresentano appieno questo patrimonio incredibile. Il flusso turistico, la conoscenza, la storia di questa realtà ex mitteleuropea è in questo momento eccezionale e sta attirando anche l'economia. Un'economia in cui peso e la rappresentanza di chi fa oggi attività commerciale, qui abbiamo il presidente della FIPE, è fondamentale perché non la fanno solo le amministrazioni, la fanno i cittadini e le associazioni. Intanto buongiorno, noi è da molti anni che sosteniamo Olio Capitale, direi forse quasi dalla nascita o quantomeno dalla sua fase di crescita più ampia. Abbiamo ogni anno gestito la messa in scena all'interno della ristorazione triestina, 3 oli come quest'anno abbiamo fatto che vengono messi vicino a delle pietanze a dimostrare quanto l'olio può fare la differenza nel dare ed esaltare gusto alle pietanze. Ho ascoltato con gran felicità invece l'assessore, nel senso che io sono neoeletto e una delle cose che mi sta emozionando e anche rendendo molto felice è sentire questo sistema di coesione e di gruppo tra le istituzioni, tra chi fa queste attività e le associazioni di categoria, che io rappresento una delle più importanti, nel vedere che la qualità sia il mantra da appoggiare su una città che ce l'ha e che va sempre evidenziata. In questo evento vediamo una realtà in realtà nazionale di grande qualità, ma anche delle espressioni cittadine che sappiamo essere presenti e di grandissimo livello. Quindi avanti così, qualità e cultura del cibo, cultura dell'accoglienza anche per i pubblici esercizi che io rappresento e stimolerò a fare nei prossimi anni. Oggi si inaugura Olio Capitale, un evento ormai consolidato e storico qui a Trieste, dove l'olio migliore del Friuli Venezia Giulia, ma anche quello di tutta Italia, viene presentato al pubblico. Credo che questa iniziativa rivesta una enorme importanza sia per la storicità, sia anche per il fatto di aver in tempi non sospetti scelto una strada che è quella della valorizzazione di un prodotto che anche nella nostra regione trova delle altissime vette qualitative, oltre che dei produttori appassionati.
Chiudo anche con un ragionamento guardando al futuro, perché in Friuli Venezia Giulia gli oliveti stanno crescendo, i produttori stanno crescendo e anche le trasformazioni. Queste consentono proprio di riuscire ad avere una filiera completa che riesce a garantire al consumatore un prodotto di elevatissima qualità, ma anche di una tracciabilità assoluta, che credo sia quello che oggi ogni consumatore si aspetta di trovare sulla propria tavola. Allora, oggi apriamo la 17ª edizione di Olio Capitale. Voglio ricordare che sono 19 anni che lo facciamo, i 2 anni della pandemia purtroppo abbiamo fatto solo il concorso degli oli, però eravamo presenti. Abbiamo un numero in crescita di espositori, oltre 212 espositori, abbiamo un tema importante quest'anno, apriremo con un convegno sulla salute, sui benefici dell'olio d'oliva extravergine sul corpo umano delle persone. Puntiamo molto sugli studenti, puntiamo molto sui giovani, puntiamo molto sull'educazione dei giovani. Voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare tutti i ristoratori di Trieste, di Gorizia e di Udine e anche i bar, pubblici esercizi di queste 3 province che hanno aderito ai menù degli oli nei ristoranti abbinati ai piatti, e così come al cocktail oil nei bar, per cui grazie veramente a tutti e un grazie di cuore sicuramente a tutti gli espositori che si sobbarcano chilometri e chilometri per venire a Olio Capitale. Come si svolgeranno queste 2 giornate? Beh, si svolgeranno con tutta una serie di attività. Stamattina abbiamo un convegno, pomeriggio avremo alle 14 avremo la premiazione del concorso degli oli, pomeriggio ci sarà un altro convegno all'olio come turismo, domani avremo un grosso convegno organizzato dalla Regione Puglia con l'assessore all'agricoltura pugliese, qui dove si andrà a discutere insieme alle Camere di Commercio dei nostri colleghi di Bari, insomma, e poi avremo il cocktail bar, avremo lo show cooking con abbinato agli oli, insomma una serie di eventi veramente importanti. Un invito ai nostri ascoltatori del Friuli Venezia Giulia a partecipare a queste 3 giornate? Ma direi che come minimo il Friuli Venezia Giulia che venga in massa, visto che il tempo è brutto, almeno qui dentro si sta bene, si può consumare e vedere veramente le eccellenze italiane di un prodotto così nobile che bisogna viverlo bene e ogni giorno adoperarlo in cucina e non solo. L'olio extravergine di qualità, quindi come avete capito vi aspetta a Olio Capitale fino a questa domenica 16 marzo, apertura dalle 10 alle 19, sul sito oliocapitale.it trovate tutte le informazioni oltre a tutti gli aggiornamenti anche sulle pagine social. Non perdetevi tutti i talk, le degustazioni e gli approfondimenti dedicati all'olio buono, venitelo a scoprire qui a Olio Capitale.